porti il petrolio a spasso. Questo fai, Cassiopea, Casso, Bruto e Casso, incastro, che intasso, porti solo il petrolio a spasso, col tuo portapetrolio che astro, nascente, si chiamava Frastro, Crastro, Castro, Fidel Castro. Col tuo portapetrolio tu sei un disastro, hai speso 10.000 euro all'anno, se te li conservavi in 10 anni erano 100.000 euro, davi un'istruzione a tuo figlio, mastro, tuo figlio adesso zappa e si fa la droga, perché non gli hai dato un soldo sinora, perché le spesi nella tua sinagoga, che si chiamava petrolio, che si chiamava droga, è la stessa cosa, tanto nel campare gli spritz non ci sta l'alcol, è un veleno, così, tipo i microchip dei vaccini, stessa cosa, stessa merda, illuminati che ti comandano col joystick, tristezze così, tutta l'umanità che si beve gli spritz. Io ho fatto il vino, non è per niente così, l'ho pigiato con le mie mani, mica ho usato i piedi, ho fatto il vino premendolo con le mani, era 20 gradi, mica 12 come voi subumani. Questa è la realtà, purtroppo ti uccide la verità. Quanto petrolio tu hai acquistato col tuo portapetrolio che si chiama macchina, così ve l'hanno fatta chiamare, ma purtroppo ve l'hanno chiamata a rete, perché sono 10.000 euro all'anno che spendi fra la bolla assicurazione e tutte le multe che ti fanno, che danno. Pensa se questi soldi te li riconservati e andavi in bicicletta per fare quei 7-15 km da Miretta, che non è niente, io ne faccio 30 al giorno quando vado arreppato a Capodimonte con la bicicletta e il portatile, che pure in salita. Non hai capito che questa vita è d'abilità? L'ho fatto 10.000 volte, ti lascio la ferita. Andavo a Capodimonte con la bicicletta, andate e ritorno da Posillipo, Capo Posillipo sono 30 km fra. Quante volte l'ho fatto con il portatile e il microfono nello zaino? Quante volte l'ho fatto? Che ho portato il portatile e il microfono nello zaino fino a Capodimonte, a Marianella. Mi sono fatto 30 km, che bello. E tu non lo puoi fare per andare al lavoro, no? Bella. Allora ti meriti quest'ella, ti meriti questo inferno, e come ti sei ridotto. Guarda nello specchio, guarda la sclera, guarda i tuoi occhi, guardati allo specchio, guarda i tuoi occhi e scopri quanti sei pidocchio, come ti hanno ipnotizzato e sferra, se mi sferra e sferra, ma purtroppo hai fatto merda e merda. E gli sciroppi sono codeina, che è il principio attivo dell'oppio. L'eroina è sintetica, è un'altra cosa. Il fentanyl è 100 volte più il doppio. Hai capito che sta un mondo tutto storpio. Se vai in America vedi tutti quanti zoppo, stanno tutti quanti dentro la tenda che si fanno l'oppio, ma magari no, si fanno la siringa in volto. Tutta un'altra storia, Zombieland, mondo zombie, la terra degli zombie a Filadelfia, a Kensington. Ma vattela a vedere, ma che ne so, perché tu sei ignorante e ste cose ancora non le sai, io le so. E scrivi Kensington Avenue e vedi che film ha fatto l'America. Spero che le basi NATO levano quei ratti di Stato che hanno messo il trattato, e vi ho trattato. Ok, servizi segreti, tutta una cosa, volete che diventiamo gay? No, non è stato così. Purtroppo acchiappi questa X, questo palo, l'X Factor che stiamo, di Epstein File, New World Order torniamo, e Wikileaks. E stai accorto che finisci lì, che ti abbiamo sgamato tutti quanti i rettili, che vi mangiate i proiettili, no, vi mangiate abdotti i bambini lì.